polemiche sul kayak e altre imbarcazioni a remi diverse dalle gondole, su un fronte gli ultra della pagaia, sull'altro chi denuncia la crescente anarchia in Canal Grande. Tutto il Consiglio Comunale sul Ponte dell'Olio per dare vita ad un sit-in di solidarietà ai dipendenti dello storico punto vendita veneziano di Coin. La società dovrà riconsegnare il palazzo ai proprietari entro il 15 giugno. 48 ore di sciopero per i lavoratori FedEx, TNT indetto dai sindacati contro il piano di licenziamenti presentato dall'azienda. Infortuni mortali nei luoghi di lavoro, in Veneto 34 le vittime da inizio anno, prende forma il piano strategico della sicurezza che ha nella regione la sua cabina di regia. Nuovo quartiere residenziale, eppure i residenti di Trevignano si trovano con quello che dovrebbe essere un parco, invece assomiglia molto più ad una selva. Buone notizie sul fronte degli alloggi comunali, è stato approvato un progetto per recuperarne 43 in terraferma, ma specifica l'assessore al sociale andranno a chi ne avrà diritto. Una bimba padovana ha scritto al presidente Zaia per proporre una nuova collocazione alle mani dell'artista Queen che ha lasciato Venezia da poche settimane. Buonasera dalla redazione di Venezia, questi dunque i titoli di oggi. La polemica del giorno a Venezia riguarda i kayak e altre imbarcazioni a remi diverse dalle gondole. Su un fronte gli ultra della pagaia, sull'altro chi denuncia la crescente anarchia in Canal Grande e nei Rii. Francesco, postala su Facebook! Convivenza sempre più difficile in Canal Grande e nei Rii interni tra chi si muove a remi con canoe e kayak e il consueto affollamento di vaporetti, taxiacque, gondole e barche da lavoro. In questo video, postato su Facebook dall'autonomista veneziano Marco Sitran, si assiste a una delle discussioni sempre più frequenti che hanno spinto l'amministrazione comunale a valutare un intervento. C'è un problema di sicurezza perché chi gira con tanta facilità e può trovare un ferro da gondola davanti improvvisamente mette a rischio, senza saperlo, la propria salute e anche la sicurezza del gondoliere e di chi sta in gondola. Oltre ai problemi di sicurezza, molti veneziani mal sopportano la trasformazione del Canal Grande in un palcoscenico per imbarcazioni sempre più surreali. Io personalmente ritengo che sia uno spettacolo che non va bene vedere in Canal Grande kayak alle volte gonfiabili, purtroppo noleggiati da società veneziane anche fuori dagli orari oggi concessi, ma Venezia è la città dei furbi e degli abusi e quindi ci auguriamo che il Comune metta delle regole più stringenti. Idee che trovano una sponda anche tra le file dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle è pronto a discuterne in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle di principio è contrario al voler vietare, però bisogna anche mettere dei paletti. Non si possono trattare i canali di Venezia come una palestra. Cosa succede per le strade? Tu hai bisogno di una patente per andarci. Allora noi diciamo non il divieto a tout court, ma soltanto per quelle persone che non ci sanno andare in barca. Conto alla rovescia per lo store veneziano di Coin che chiuderà definitivamente i battenti tra 2 settimane, a meno che non si trovi una sempre più improbabile soluzione alternativa all'attuale immobile. Siamo qui davanti a Coin, un marchio storico della città che sta chiudendo. Siamo per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori, 94 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. È un marchio storico della città che chiude. Sono una ventina i consiglieri comunali di tutte le forze politiche arrivati sul Ponte dell'Olio poco prima di mezzogiorno per dare vita a un sit-in di solidarietà ai dipendenti dello storico punto vendita veneziano di Coin. La società dovrà riconsegnare il palazzo ai proprietari entro il 15 giugno. Incerta la sorte dei 94 dipendenti, soltanto una minima parte di loro potrà essere assorbita in altri punti vendita della città metropolitana. Per gli altri l'alternativa sarà il trasferimento fuori dal Veneto o la perdita del posto di lavoro. Noi abbiamo portato con tutti gli altri consiglieri di comune accordo la nostra solidarietà ai lavoratori, ma soprattutto alle lavoratrici, perché di fatto la quasi totalità sono lavoratrici donne.
Purtroppo Venezia, così come in altri casi, sta punendo dal punto di vista dell'occupazione soprattutto le donne, e sappiamo quali sono gli effetti anche della mancanza di lavoro delle donne, la difficoltà soprattutto per le donne poi di trovare una nuova occupazione. Tutti i capigruppo in Consiglio Comunale hanno quindi risposto all'appello dei sindacati, testimoniando la loro solidarietà in un documento firmato all'unanimità. La speranza è che l'attività possa trasferirsi in un altro immobile della città storica, ma trovarne uno di almeno 2000 metri quadrati in sole 2 settimane appare un'impresa ai limiti del possibile. Purtroppo gli strumenti che abbiamo in una questione che tra privati sono fortemente limitati. Personalmente quello che come Movimento 5 Stelle ci impegniamo a fare è quello di fare il massimo per impedire che ci sia un cambio di destinazione d'uso a ricettivo o alberghiero, perché di tutto abbiamo bisogno fuorché dell'ennesimo albergo. È iniziato alla mezzanotte di oggi e si protrarrà per 48 ore lo sciopero dei lavoratori FedEx TNT, indetto dal sindacato dei trasporti di CGIL CISL-UIL contro il piano di licenziamenti presentato dall'azienda. Un gruppo che, nonostante i bilanci in attivo, vuole chiudere entro un anno 24 delle 34 sedi in Italia. E per i lavoratori delle sedi venete questa mattina incontro in regione. Vediamo. Dietro al piano di lacrime e sangue presentato dal management italiano della FedEx TNT non c'è una crisi, come sarebbe naturale immaginare, ma una procedura di riorganizzazione aziendale di licenziamento collettivo per 61 lavoratori, di cui 40 nel Veneto, e 115 trasferimenti per lo più verso Milano e Roma, che di fatto non sono che altri licenziamenti. La decisione è piombata come un fulmine a ciel sereno qualche settimana fa. C'è un problema sociale che riguarda anche questo territorio e questa regione per i licenziamenti della FedEx, ed è giusto, secondo noi doveroso, che la regione, come dire, ci ascolti. FedEx è un'azienda in salute. Il colosso multinazionale americano fino a 2 mesi fa elargiva $3.000 all'anno ai dipendenti per la formazione. In Italia dal 1 marzo, contestualmente al cambio del management, sono partite le procedure di licenziamento collettivo e del piano che prevede la chiusura di 24 sedi su 34. Siamo per cercare di salvaguardare i posti di lavoro e lottiamo per evitare che questo modello che vogliono impostare, che è di esternalizzare alle cooperative, ritorni ad essere il modello che FedEx ha, che è quindi l'internalizzazione con la dignità del lavoro, la dignità della professionalità. Intanto i lavoratori sono in sciopero, 48 ore di stop delle consegne per rispondere a un piano che in Veneto prevede la chiusura delle sedi di Treviso, Padova e Verona. Non ci arrendiamo, anche perché per noi il lavoro è la cosa prioritaria. Vediamo che le motivazioni date dalle aziende non possono essere sostenibili, perché comunque effettivamente una difficoltà non esiste, anche perché è un lavoro fatto negli anni con continue riorganizzazioni, ma alla fine paga sempre chi lavora. Le ragioni della crisi sono state spiegate, sono assurde, insomma, qui si vuole solo speculare sul lavoro, licenziare la gente e i lavoratori che sono qui da una vita, lavorano da moltissimi anni per una ragione molto semplice: vogliono risparmiare e vogliono mettere in piedi un modello che è quello dello sfruttamento attraverso le cooperative. Giorno 7, appuntamento al Mise. Stamattina l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana ha detto alle organizzazioni sindacali che la regione chiederà il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con i lavoratori circa un modello organizzativo aziendale sostenibile che garantisca un'occupazione stabile e tutelata. Il Veneto ancora sul podio nazionale per gli infortuni mortali nei luoghi di lavoro, 34 le vittime da inizio anno, 10 delle quali a Treviso, che in questa triste contabilità porta la maglia nera delle morti sul lavoro. Per fronteggiare questo bollettino di guerra comincia a prendere forma il piano strategico della sicurezza che ha nella regione la sua cabina di regia. Primo obiettivo la riduzione del rischio, cardine del piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, perché se è vero che gli infortuni sul lavoro negli ultimi anni sono diminuiti, sono aumentati al contrario gli incidenti mortali. I dati, commenta l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, ci dicono che per ogni incidente mortale ci sono 300.000 situazioni di rischio che possono essere prevenute e modificate. Il programma regionale per l'epidemiologia occupazionale ha calcolato che grazie alle azioni di prevenzione attuate dagli SPISAL dal 2012 al 2016 e alla conseguente riduzione dei fattori di rischio è stato possibile abbattere del 12% il tasso degli incidenti, vale a dire di evitare 4.000 infortuni sul lavoro, di cui almeno 3 mortali.
Ma non basta, perché occorre intensificare ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro anche attraverso l'implementazione degli organici degli SPISAL. La proposta qual è? Quella di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Il piano regionale per la sicurezza sul lavoro sta prendendo forma. Oggi il coordinamento degli enti preposti di cui fanno parte Regione, SPISAL, ARPAV, INAIL, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali ha esaminato a Palazzo Balbi una prima bozza di obiettivi e azioni specifiche che fa sintesi delle prime proposte avanzate. Già entro giugno, annuncia Coletto, è prevista l'approvazione del piano formativo triennale per gli operatori degli SPISAL, promosso dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ma tra gli obiettivi ci sono anche l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, la semplificazione nelle procedure per le aziende e per gli enti preposti, più collaborazione e una migliore comunicazione. Fare cultura della sicurezza significa far sì che i lavoratori conoscano esattamente qual è il rischio a cui vanno incontro e quali sono le situazioni dalle quali devono, come dire, stare attenti, prestare maggiore attenzione. La bozza di piano strategico ritorna ora all'esame di tutti i componenti del tavolo regionale per valutazioni e affinamenti in vista del prossimo incontro previsto entro la prima metà di giugno. Grave incidente stradale nella notte sull'autostrada A4 in direzione Milano all'altezza di via dei Campi ad Olio. 3 persone, papà e le sue 2 bambine sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e Mestre che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato al posto di guida per poi portarlo nell'ospedale di Dolo insieme ad una delle figliolette, mentre la piccola, ferita gravemente, è stata portata a Padova. Sul posto anche la polizia stradale ed il personale cave dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Decine di genitori veneziani non sanno se a settembre potranno iscrivere i loro figli alle scuole medie statali della città storica. Scuole veneziane nell'incertezza a una manciata di mesi dall'apertura del nuovo anno scolastico. Alle medie statali Calvi di Castello e Palladio della Giudecca, nonostante le numerose sollecitazioni di genitori, insegnanti ed esponenti politici, l'ufficio scolastico provinciale non ha ancora fornito una risposta alla richiesta di attivare 2 classi prime in deroga. Una disorganizzazione strutturale, quasi strutturata, che sembra quasi voluta, per cui i genitori all'inizio dell'estate, in questo caso i genitori veneziani non sapranno se apriranno le scuole a settembre, però in generale le scuole iniziano a settembre, i docenti non si sa se insegneranno in quale scuola, a novembre c'è un generale ricambio, c'è una situazione di instabilità e incertezza che è inaccettabile. Ci sono in gioco 2 principi fondamentali, denuncia Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, l'importanza della scuola per qualsiasi società che voglia avere un futuro e la valorizzazione di Venezia come città da vivere e dei servizi per i suoi residenti. Anche il livello più alto statale deve rendersi conto che Venezia è un patrimonio di tutti e che se vogliamo combattere lo spopolamento della città dobbiamo farlo anche attraverso i servizi. Quindi da questo punto di vista la miopia del livello centrale è massima. Non solo in quartiere Pertini, anche a Trivignano c'è una zona in cui i residenti si trovano con l'erba altissima. Dovrebbe essere un quartiere nuovo perché hanno fatto 2 palazzoni di là e è in programma un terzo, però dalla parte di là è tutto un degrado, hanno fatto le fosse per l'acqua. I cestini sono pieni, per terra ci sono gli escrementi dei cani, ma soprattutto l'erba è altissima, in quello che doveva diventare un piccolo gioiello nel cuore di Trivignano, lungo la Castellana a Mestre. Questo è lo stato di quello che dovrebbe essere il parco del nuovo quartiere residenziale qui a Trivignano, eppure nessuno vuole metterci piede perché, come vedete, da una parte l'erba è altissima, dall'altra non ci si può nemmeno sedere sulle panchine dove sono addirittura cresciuti i fiori. I residenti denunciano lo stato di abbandono della zona, sorta nell'ambito del progetto Nuova Trivignano, che però tanto nuova non sembra. Basta spostarsi di qualche metro qui dove proprio si vedono le nuove costruzioni, il quartiere residenziale, eppure la situazione non è diversa, anzi anche qui l'erba è altissima.
è altissima, ci sono gli alberi e qua, non so, è quasi più alta degli alberi, quindi... No, non viene nessuno, so che io ho fatto io stesso la segnalazione attraverso il sito e anche altre persone qua della zona l'hanno fatto. L'ultima volta ha funzionato, la situazione era uguale a questa e dopo segnalando al sito, ma adesso no. Aspettiamo. I residenti, che lamentano anche un'eccessiva presenza di zanzare, dicono di aver già segnalato il problema a Veritas più volte, ma il risultato non è stato dei migliori. Per questo si appellano nuovamente al Comune affinché intervenga al più presto. Buone notizie sul fronte degli alloggi comunali, è stato approvato un progetto per recuperarne un buon numero, ma specifica l'assessora sociale andranno a chi ne ha davvero diritto. Su proposta del sindaco Brugnaro, la giunta comunale ha approvato il progetto per il recupero di 43 appartamenti situati in terraferma. Come comune stiamo investendo come non mai nel recupero dell'edilizia popolare e del social housing, stiamo restaurando una cifra compresa da 300 e 400 immobili nel comune di Venezia complessivamente, molti dei quali sono a Marghera, molti dei quali sono a Mestre, molti dei quali sono in centro storico. Questi destinandoli a famiglie bisognose e soprattutto puntando in centro storico alle giovani coppie al fine del ripopolamento di Venezia. Il progetto consiste in 2 delibere dal valore di 900.000 euro che andranno a interessare interventi di manutenzione su 15 alloggi vuoti non ERP e altri 28 di edilizia residenziale pubblica per la loro successiva assegnazione in affitto tramite bando. Saranno eseguiti, a seconda delle necessità, lavori impiantistici come il rifacimento bagni, impianti termici ed elettrici o sostituzione di caldaie, ed edili come il rifacimento della muratura degradata, opere in cartongesso, rifacimento pavimenti o sostituzione serramenti. La nostra volontà è far sì che poi si rispettino anche le leggi, quindi sta in una casa comunale chi ne ha diritto, chi la tiene decentemente e chi non la usa come base per loschi traffici. Purtroppo le leggi nazionali non ci aiutano, ma noi andiamo avanti su questo per la legalità e per dare veramente le case a chi ne ha bisogno. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Turisti beatamente addormentati in gondola e il video diventa virale. Le immagini immortalate da altri turisti stanno girando il web, la coppia complici il rollio dell'acqua, il sole caldo e forse un pranzo con qualche bicchierino in più dopo essere salita sulla gondola ha fatto un pisolino alla bellezza di Venezia e alle passeggiate romantiche ha preso il sopravvento il sonno. Eh sì, il primo a sorridere è proprio il loro gondoliere che ha lasciato la coppia dormire e li ha riportati tranquillamente al punto di partenza. Difficile capire che cosa rimarrà ai due turisti della bellissima esperienza, sicuro che in gondola si sono trovati davvero a loro agio, magari la prossima volta potranno anche gustare il paesaggio oltre alla comodità della gondola. Hanno lasciato Venezia le grandi mani create dall'artista Lorenzo Quinn e posizionate lungo il Canal Grande. Una bambina padovana ha scritto al presidente Zaia per proporre una nuova collocazione. Sentiamo quale. Buongiorno, sono Giuditta, una bambina di 10 anni e abito a Casale di Scodosia. Inizia così la lettera inviata al presidente della regione Luca Zaia e all'assessore alla cultura Cristiano Corazzari. Con l'entusiasmo della sua età, la giovanissima cittadina veneta ha avuto un'idea. Le piange il cuore che le mani giganti create dall'artista Lorenzo Quinn, viste più volte al telegiornale appoggiate a sorreggere Cassagredo lungo il Canal Grande a Venezia, lascino per sempre la nostra regione. L'artista le vorrebbe donare alla città, ricorda gli amministratori, e lei ha pensato che starebbero benissimo in un luogo che ha visitato con la sua famiglia, il Vaillant. Quanta paura devono avere avuto gli abitanti di quei paesi travolti dal fango di quell'immensa diga, ricorda il presidente. Le mani potrebbero aiutarli a stare più sereni. Una lettera che ha commosso Luca Zaia, colpito dalla maturità e dalle capacità di solidarietà di questa bambina. Il presidente ha promesso che la proposta sarà fonte di riflessione. Intanto le mani hanno lasciato Venezia, ma in molti sperano che in Veneto tornino presto. Per Giuditta ci auguriamo ci sia allora un posto in prima fila. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata.
Ben ritrovati al meteo. Il mese di giugno inizierà all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali sul Bellunese, sempre soleggiato invece altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo ovunque al mattino, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.